di una poetessa, di una scrittrice che appunto si è sempre mossa in questi anni in queste località, e visto che il tema del festival è il suono della luce, ha proposto e proporrà a voi una lettura di un suo scritto, di una sua poesia dedicata al mito di Persefone, perché, come si può dire, la creatrice, la portatrice della luce. È bello riuscire ad avere una connessione tra la mitologia greca e il jazz, nel senso che può sembrare un salto assolutamente assurdo, ma in questo momento, in questo luogo, davanti a ognuno di voi, e vi ringrazio per questa presenza meravigliosa, insomma, potrebbe essere una bella sorpresa di iniziare ad ascoltare quindi la parola e la forza della parola prima della forza del suono, che fa parte di una poetessa, di una scrittrice che appunto si è sempre mossa in questi anni in queste località, e visto che il tema del festival è il suono della luce, ha proposto e propone di una poetessa, di una scrittrice che appunto... E, diciamo, insieme a lui siamo partiti 5 anni fa per creare questo Asciano Sono Festival, e ogni anno ha avuto uno sviluppo importante, ci sono stati artisti di grande spessore, e sarà anche questa un'edizione molto importante perché terminerà con un concerto nell'Anfiteatro delle Crete, quindi ci saranno tante Turci, come tutti avrete visto, è una cosa estremamente importante, quindi siamo ben lieti di poter portare anche l'Armia, perché lo vogliamo portare su tutto il territorio. Domani sera saranno a chiusure, perché Asciano Sono Festival è, diciamo, itinerante, quindi ci saranno varie località, ci sono stati in passato concerti al tramonto, concerti all'alba, è sempre di grande rilievo, di grande spessore, di questo sono molto contento. Ringrazio anche Luca Barbi, che è sempre con noi per l'organizzazione, e perché diciamo sì, è indispensabile poter avere sempre la possibilità di spostamenti ed avere sempre, diciamo così, un palco e una platea per poter godere di questi spettacoli. Credo che non debba aggiungere altro se non buon ascolto a tutti, e grazie ancora a Cesare, perché devo dire che quando ci siamo trovati la prima volta è nato subito un'intesa di dire procediamo, perché mi sembrava molto interessante quello che proponevi, e questo, diciamo, sia dato dei grandissimi frutti. Grazie di tutto, Cesare, e complimenti. Grazie il sindaco Fabrizio Nucci. Per il secondo anno siamo qui in Piazza della Repubblica d'Arbia, quindi per noi, come dire, inaugurare qua in questo luogo per i cittadini di Arbia il festival Asciano Sono Festival è senz'altro qualcosa di bello, di molto particolare, e siamo tornati tutti quanti noi dello staff, che ringrazio, perché senza lo staff non si fa nulla, e quindi siamo estremamente felici. State sentendo il quartetto che si sta accordando e sta arrivando, e quindi io, come tutti i grandissimi professionisti, devo trovare il tempo da occupare affinché loro arrivino qua, ma lo faccio con estremo piacere, perché vi racconto, siamo alla 5ª edizione di un qualcosa che è nato per gioco nel senso alto della parola, nel senso che quando ci siamo innamorati io e Monica Malavasi di questo territorio abbiamo cercato di pensare a quello che poteva nascere, mettendo in connessione i suoni del mondo con i suoni della natura che voi conoscete, fermo restando che poi chi è abituato a vivere in una natura potente, poi in realtà siamo i primi, no, a non farci più caso, no? Quando uno abita a Venezia, chiaramente non si può rendere conto della fortuna che ha di stare a Venezia tutti i giorni. Ci sta, questo fa parte del gioco della vita. Abbiamo trovato, come diceva Fabrizio quando ci siamo incontrati per la prima volta, abbiamo trovato evidentemente un terreno fertile dal punto di vista anche proprio delle persone, delle collaborazioni. Si è innescato, e quindi di conseguenza dell'amministrazione comunale, si è innescato
come dire, un processo virtuoso, un desiderio di volere fare qualcosa. L'incontro con Luca Barbi è stato importantissimo perché ha dato vita anche a un'associazione che ha preso il nome di Asciano Suoni e Arti Culture, che è quella che poi a tutti gli effetti organizza insieme al comune di Asciano e all'Orchestra Filarmonica Italiana, che per noi è comunque un grandissimo vanto di poter avere al nostro fianco, organizza questo festival. Abbiamo avuto lunedì scorso, 3 giorni fa, la possibilità di presentare in Regione Toscana, nel Palazzo del Consiglio Comunale, la manifestazione, quindi facendo la conferenza stampa, che è stato senz'altro un momento di riconoscimento molto grande, nel senso che potete immaginare tutti, no? Siamo qua, siamo una sorta di famiglia che sta facendo crescere un territorio nella cultura e sapete benissimo i festival che ci sono in Toscana, no? Sono dei mastodonti rispetto a noi, no? Ci sono dei festival che sono importantissimi da decenni in tutta Italia e quindi per noi è stato comunque ed è un grande piacere di aver potuto presentare la nostra filosofia, che è semplicissima e un po' sono sicuro che ognuno di voi ormai la conosce, cioè quello di poter portare in questi luoghi del territorio delle Crete Senesi di Asciano musicisti eccezionali come quelli che stasera tra pochissimo ascolterete. E arriviamo appunto a parlare di questo. Il quartetto di Saxo Follia è una punta di diamante nei quartetti di sassofoni in Italia, per un semplice motivo. Uno, perché se vi fidate di me vi posso dire che sono musicisti singolarmente veramente speciali e straordinari. In più, veramente da molti anni hanno coltivato un loro modo di intendere il quartetto. Il quartetto di Sax ha la particolarità di poter ha la particolarità di coprire tutto il range dal registro grave al registro alto, acuto, è come fosse una sorta di quartetto d'archi, se vogliamo. Ma la particolarità loro di Saxo Follia in questo caso è quello di avere messo l'occhio e l'anima su degli arrangiamenti molto molto particolari, e li sentirete questa sera. E diciamo, l'offerta musicale di questa sera con Siena sullo sfondo sarà molto particolare, perché passeremo da Puccini, Rossini, Gershwin, Cole Porter, insomma, poi saranno loro a raccontarvi tante di queste musiche, e quindi direi che se ci sono e li vedo non posso far altro che chiedere il vostro applauso per il quartetto Saxo Follia.
Per venire qui ho fatto quella stradina lì e adesso rifarò quella stradina, ma seguo loro, seguo le macchine perché non avrei idea di come uscire da qui. Quelli a Sciano, bellissimo. Quelli a Sciano, sì, a Sciano quella, sì, sì. Sì, a Sciano, vedi com'è piccolina da qui. È emozionante vederlo da qui. Ora aspetto che escano un po' di macchine e seguo loro perché sì, per quelle stradine bianche. Siamo venuti per quelle stradine bianche. Ora seguo il flusso delle macchine. Sei la mia vita. Non so che anch'io sono la tua vita. E silenzio. Avete sentito poco fa Yamabiko, l'eco della montagna, e adesso proseguiamo con 2 brani, Night Fight e Soryu, il drago azzurro. Grazie.
Not exactly much to do with what we're seeing right now. It's called rain and green. And we're not getting all that much rain right now. But I think it still fits because, well, yeah, I wrote this in the city where we come from, Hamburg, which is in northern Germany, which is quite rainy, but also very green. A lot of trees everywhere. And yeah, just what I was seeing out of the window, it was raining. And yeah, but the green, it was so juicy. It was pleasant. And then this tune came out of it, and I just named the tune after the moment that it was in, raining green. And now, you know, maybe it's a little dry here. We'll bring a little bit of rain to Tuscany from Hamburg. We enjoy rain and green.
restino incantati. Io sono uno di quelli che resta un po' incantato. Dovete sapere che ormai 20 anni fa mi trovai per la prima volta lontano da queste parti, direi molto lontano, in Giappone. Incominciai allora, 2006-2007, ad avere una sorta di innamoramento artistico-culturale proprio con quella cultura, e cominciai da onnivoro a leggere, ascoltare di tutto quello che poteva arrivare da quel paese. Mi sono imbattuto in una leggenda, e come tale la meraviglia, che può essere vera non è quello, perché poi la leggenda ha il potere di portarti su un altro livello, no? Quindi di darti un qualcosa che va oltre, esula dalla realtà, dalla vita quotidiana. E questa cosa che avevo sentito da alcuni amici era questa, che si narra, si dice che una volta all'anno, in un luogo preciso dei giardini imperiali, in un'ora precisa, arrivi l'imperatore a contemplare
da solo il tramonto e lo faccia per conto di tutto il suo popolo. Basta, questa è. Ma capite che cosa vuole dire la meraviglia, no? Il fatto di fare un passo in là, nel senso che può esistere una persona e tramite i suoi occhi un intero popolo può non fare delle cose terrene, non sbrigare delle pratiche, ma contemplare il tramonto. Questa cosa io lo trovo di una poesia pura e altissima. E folgorato da questa leggenda, mi ricordo in quel periodo, a Tokyo. Concerto, è un'unica data in Italia di uno spettacolo che è nato appositamente per il luogo chiamato Anfiteatro delle Crete. Assieme al mio pianoforte, il quartetto d'archi dell'Orchestra Filarmonica Italiana, Nevio Vitali, uno straordinario spirito, danzatore sufi, portatore di una filosofia millenaria, e poi la presenza con la sua voce e la sua chitarra che incanta di Paola Turci. Abbiamo predisposto un vero e proprio viaggio musicale che possa accompagnare ognuno di voi dalle 19 alle 21 verso la luce, verso non solo la luce più bella del giorno, in questo caso il tramonto, ma in quel luogo magico che ci accoglierà. Sarà senz'altro un incontro con la propria luce interiore, qualcosa che sarà a nostra detta trasformante, nel senso che è un posto veramente anche per noi che suoniamo, è un posto che cambia veramente la percezione di ciò che abbiamo intorno. Questa sera sono molto felice non solo per potervi come dire, accompagnare con le mie musiche, con il mio pianoforte, quindi questo è un mio piacere. Ma prima c'è una piccolissima sorpresa, perché dovete sapere che proprio oggi è terminata la settimana di residenza artistica di 4 giovani talenti che arrivano un po' da tutta Europa, ma che fanno capo ad Amburgo, nel nord della Germania. Perché? Perché quest'anno il Asciano Sono Festival ha collabora
fondazione Franz Wirth di Amburgo, che ha proprio nel suo statuto, nella sua missione, quello di, da decenni, di dare possibilità agli artisti di talento di collaborare tra loro. E li hanno ospitati qua a Casa Insieme, un podere sulla strada eroica, per una settimana, e questi 4 musicisti che non avevano mai suonato assieme si sono ritrovati a conoscersi e fare in modo che i suoni e questa natura, la luce soprattutto, che è il tema del festival, possano essere stati, come dire, degli elementi di grande ispirazione. E quindi questa sera per me è un grandissimo piacere lasciare spazio a questi 4 giovani. 10 minuti dove loro hanno il desiderio di presentare a voi una sorta di restituzione di quello che hanno vissuto in questa settimana. Il quartetto è composto da una tromba, un fagotto, dal contrabbasso e dal pianoforte, e loro sono Martin Zamorano al pianoforte, Vince Mavins contrabbasso, Jean Laval al fagotto e Sebastian Sarret alla tromba. Welcome to Asciano Sono Festival. In questo festival, quindi torno dopo 2 anni in questa che oggettivamente è casa mia da diversi anni. Tanti amici, tante persone che ho conosciuto nel tempo, una comunità che si è stretta anche intorno al festival, e che quindi ringrazio ognuno di queste persone che crede che fare questo lavoro, che donare, che, come dire, condividere qualcosa di particolare possa essere importante per un'intera comunità. Il concerto di questa sera lo approccio con tutto il cuore possibile, perché, come vi ripeto, mi sento a casa, quindi l'approccio è proprio quello di suonare a casa tra amici. Questo songbook cambia ogni volta, io non ho bene in mente sempre che cosa suonare. La felicità è di lasciare fluire dei pezzi, di aver voglia magari di suonare un pezzo piuttosto che un altro. Insomma, l'obiettivo è quello di creare una sorta di colonna sonora ideale per questo cielo, per queste stelle, per questo venticello che un po' ci sta allietando, e per condividere con voi questi suoni. Grazie di essere qua. Asciano Sono Festival ha coinvolto e cerca di coinvolgere diciamo, artisti, menti creativi della zona. C'è un caro amico che ho conosciuto in questi anni, che sicuramente molti di voi conosceranno perché sta qua. È un giornalista, ma soprattutto uno scrittore, e soprattutto, prima ancora, un viaggiatore. Lui è Rosario Simone e non può essere presente, ma giorni fa gli ho proprio chiesto espressamente di scrivere proprio 10 righe
dedicate al suono della luce, dedicate ad Asciano. E quindi mi fa piacere, anche se non c'è, a maggior ragione, leggervi a sua firma il suo testo. Luce della mia vita, la luce sugli oceani, la luce nel buio, Lights Out. La cinematografia, che è solo la settima arte, fulla di titoli che fanno riferimento alla luce. Che dire delle altre arti, assai più antiche? Parliamo ad esempio delle arti figurative. La Treccani recita qualcosa del tipo: la luce è il mezzo fondamentale con cui l'artista definisce forme, volumi e profondità. Nel Medioevo la luce era considerata un'emanazione del divino. Nel Rinascimento, con la scoperta della prospettiva, la luce diventa funzionale alla rappresentazione dello spazio. Il chiaroscuro leonardiano modella i corpi rendendoli tridimensionali. Col barocco la luce diventa nel Seicento drammatica e teatrale. Come sarebbe possibile non evocare l'uso che ne faceva Caravaggio, che con la tecnica del tenebrismo utilizzava squarci di luce violenti che emergono dall'oscurità. Tra 8 e 900 gli impressionisti dipingevano en plein air, proprio come siamo noi oggi, per catturare le variazioni repentine della luce naturale. Con Lucio Fontana e la cosiddetta light art, la luce diventa essa stessa materia fisica. Oggi, proprio in questo preciso momento, ci troviamo in un vero e proprio santuario della luce. Vivo nelle Crete da poco meno di 3 decenni e prima di comprare la casa ho voluto vedere che luce ci fosse. Nei viaggi che mi è capitato di fare ho sempre dato alla luce un'importanza spropositata per definire e godere della bellezza di un posto. La luce di Damasco, piuttosto che la luce di Mosca o di Shanghai. La luce ti cambia la vita. In arabo, per dire buongiorno, si dice ti auguro un giorno di bene. E la risposta è sempre e io ti auguro un giorno di luce. Bene, allora io auguro a tutti una notte luminosa, che ve ne accorgerete fra pochissimo. Non è un ossimoro ma un miracolo che si ripete qui ogni anno a ogni edizione di Asciano Suono Festival. Rosario Simone. Essere qui, mi sembra un privilegio, lo sentite anche voi, di essere, forse lo conoscete già, è la prima volta io che lo vedo, di essere in un posto incantato, un posto magico e ci sta prendendo tutta questa magia dentro. No, io lo sento, voi no? È vero, è vero. Sicuro? Sì. È vero? C'è anche il suono del vento, lo sentite? Bellissimo. È una canzone diversa, uscita fuori dalla mia stanza, mentre mettevo a posto la testa da un cassetto vuoto. In salita e ho consumato le scarpe nuove e poi giù a piangere davanti a un film, davanti al mare. Poi un altro giorno passa e tu lo sai. Quante cose sono ancora stanca. Mi presento adesso,
turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, più veloce di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo insieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Io sì, che avrò cura di te. Non la faccio più. Il mondo è grigio, il mondo è blu.
spostarono nell'Iran. Cantavi udiva dei quelle rosse americani, le gesta erotiche di scuopelle di luna. Il mare nel cassetto